Salve a tutti, parliamo ora delle tre leggi di Keplero che riguardano il moto dei pianeti intorno al Sole. E quindi la prima legge afferma che i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche, quindi hanno la forma di ellisse, dove il Sole è in uno dei due fuochi dell'ellisse. L'ellisse ha un semiasse maggiore A e un semiasse minore B. Vi voglio fare notare una cosa: è vero che i pianeti si muovono lungo ellissi, però in pratica nel nostro sistema solare, se si guarda, queste ellissi sono molto vicine ad essere circonferenze, sono circonferenze proprio leggermente schiacciate. Ok. La seconda legge di Keplero, che cosa dice? Che la linea congiungente il pianeta e il Sole spazza aree uguali in tempi uguali. Ma cosa significa questo in pratica? Allora, qui nel mio disegno volevo rappresentare che quest'area è uguale a quest'area. Quindi quando il pianeta è qui vicino, più vicino al Sole, allora diciamo che qua in un certo tempo si muove da qua a qua e quest'area, e abbiamo quest'area. Quando si trova lontano, nello stesso tempo percorre questa distanza che è più piccola, questa è più grande, quindi qui è più veloce, qui è più piccola e quindi è più lento. E proprio questo ci dice in quale misura, la legge ci dice questo, in quale misura è più lento o più veloce, in modo che quest'area sia uguale a questa. Sì, quindi il moto è una cosa del genere, qua è più veloce, qua è più lento, una cosa del genere, diciamo. E poi la terza legge di Keplero ci dice che il rapporto per ogni pianeta, il rapporto tra il cubo del semiasse maggiore, cioè questo, e il quadrato del periodo, il periodo di rivoluzione del pianeta intorno al Sole, è una costante. Sì, questo è il tempo che impiega il pianeta a fare un giro intorno al Sole. Questo è il semiasse maggiore qui dell'ellisse. Rapporto tra il cubo del semiasse maggiore e il quadrato del periodo è una costante per ogni pianeta. Adesso soltanto per la terza legge di Keplero vediamo giusto di fare due calcoli per capire un po' meglio questo. Allora, qui però per fare i calcoli, perché sennò è troppo difficile, facciamo una semplificazione. Prendiamo che invece di avere un'ellisse abbiamo una circonferenza di raggio R, ma tanto vi ho detto che l'errore non è tanto grande, visto che guardando i pianeti queste ellissi sono abbastanza vicine ad essere circonferenze. Quindi invece di A, semiasse maggiore, prendiamo R, è raggio. Allora, la forza di attrazione gravitazionale tra il Sole e il pianeta è espresso da questa costante gravitazionale, massa del Sole per massa del pianeta fratto la loro distanza al quadrato, quindi questo raggio. Allora, è uguale a che cosa questa forza gravitazionale? Allora, sappiamo che forza è massa per accelerazione. Qui il corpo che si muove è il pianeta, quindi metto la massa del pianeta, invece m maiuscola la massa del Sole, per accelerazione. Ma quale accelerazione? Usiamo la formula per l'accelerazione nel moto circolare uniforme. Infatti qua ho semplificato dicendo che questo è un cerchio e non un'ellisse, quindi qua abbiamo il moto circolare uniforme. E quindi se voi andate a vedere le formule del moto circolare uniforme, l'accelerazione del moto circolare uniforme è v al quadrato fratto r. V è la velocità con la quale si muove il pianeta lungo l'orbita. Va bene, e sempre dal moto circolare uniforme sappiamo anche questo, che V è uguale 2R per P fratto T. T è il periodo. Comunque questa formula si capisce subito, perché ci dice che la velocità è spazio diviso tempo, che facendo un giro, che distanza percorre? La lunghezza della circonferenza, 2 per R per P. E questo lo fa in quale tempo? Il tempo che è il periodo, cioè questo T maiuscolo è proprio il tempo che impiega a fare un giro intorno al Sole.
Ok, adesso qua m del pianeta si semplifica, g per m fratto r al quadrato, e qui scrivo 1 fratto r per v al quadrato, e al posto di v metto questa espressione che la metto al quadrato, quindi 4p al quadrato r al quadrato fratto t al quadrato. Ho anche scambiato un po' l'ordine qua. Allora adesso noi ci interessava trovare questo, al posto di a qui avremo r, ovviamente r alla terza fratto t al quadrato, dobbiamo vedere a cosa è uguale, e quindi visto che qua abbiamo già fratto t al quadrato, quindi andiamo a moltiplicare con r al quadrato, eliminiamo questo denominatore per r al quadrato, quindi qua rimane g per m, qui 4p al quadrato, r che avevamo già moltiplicato con r al quadrato, r alla terza fratto t al quadrato. Visto che ci interessava proprio quel rapporto lì, e dividiamo con 4p al quadrato, ce lo mettiamo via e troviamo proprio quello che cercavamo, r al posto di a r alla terza fratto t al quadrato uguale g per m fratto 4p al quadrato, e abbiamo trovato cosa uguale questo rapporto, anche se qua, come ripeto, l'ultima volta è stata fatta una semplificazione, invece un'ellisse e una circonferenza. Poi in pratica, se dovete fare un esercizio, non è che serve fare tutto questo per calcolare la costante, andate a fare un confronto per un pianeta dei dati suoi con quelli che conosciamo della Terra, il tempo che impiega la Terra a fare un giro intorno al Sole e la distanza, diciamo, è il semiasse maggiore della ellisse che riguarda la Terra e il Sole. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.